È stata una prima verifica effettuata dal consorzio BIM Piave che segue le pratiche amministrative degli esercizi commerciali a Castelfranco a rilevare un'anomalia nei requisiti indicati nella segnalazione certificata di inizio attività di una bottega da barbiere nel centro della città. A quel punto è scattata la segnalazione al comando della polizia locale che ha avviato le verifiche del caso. Il titolare del negozio, avviato da pochi mesi, un giovane cittadino marocchino, aveva dichiarato il possesso obbligatorio dei titoli professionali necessari per esercitare l'attività, ma senza esserne realmente in possesso. Agli agenti ha esibito un diploma rilasciato dalla Regione Lazio interamente contraffatto. Immediato il sequestro penale del documento e la chiusura dell'esercizio. Per lui è scattata la denuncia per aver fatto uso di atto falso e per aver falsamente attestato in scia titoli e qualità mai realmente posseduti. Epilogo simile per un automobilista fermato durante un controllo da parte degli agenti, ai quali ha fornito una patente di guida polacca risultata da un successivo accertamento contraffatta. Per l'uomo è scattata una denuncia, una sanzione e il fermo del veicolo per 3 mesi. Dal sindaco di Castelfranco un ringraziamento alla polizia locale e un messaggio chiaro a coloro che, dice Marcon, per agevolare dei percorsi si dotano di documenti falsi. Sappia che a Castelfranco Veneto i controlli sono approfonditi e non tollereremo e non si sta tollerando questa sacca di illegalità